Mamma! Mamma! Che ci copia? Sempre solo. Ora io farò così. Io sogno Parrini. Bene, dice non detto da fare tuttori. Dopo che mi passano usando l'acqua, mi fanno le tutture, non mi dicono a fare le teste Parrini. Io non c'era meno niente, Gesù mio, non c'era meno niente, vero Gesù. Aiutami tu, Gesù, Maria, mia grazia, Signore. Perché tu sei nella terza stagione Gesù fu risuscitato dai morti. Gesù mio, perdono. Per tutto quello che diceva devi sopportare, Gesù mio, aiutato. Roberto, ma che fa bene? Che ti senti in colpa ora? Lo sai, ti amo, ma perché tutto sto silenzio? Birban, facci tosta! Perché la Sasha mia figlia? Perché la Sasha senza motivo? Ti amo, comunque sia stato il motivo, io ti perdono. Io sono il Roberto. Io mi stai facendo un dottore, Parrino, un dottore, manco io faccio più di quello. Tu sai, io sono Parrino, sogno Parrino. Ma che stai dicendo? Ma che sei una ragionamento? Dicillo. Tu non stai tranquillo, non ti fare impegnare l'emozione. Tanto ormai a parte. La stavo facendo liscia, non ti preoccupare. Le vertole di mamma con le mantene. Ma la mia figlia, cosa? Io non ne posso più. Non ne posso più! Io sono il Roberto e sono un Parrino! Sì, io lo so che sono un Parrino! Io lo so che sono un Parrino! Da zitti, non è che scappo da zio, da zitti! Comando sono! Te ne comando! Ti caloggio, lo calma, ti caloggio! Ma qui non c'è nulla di calma! Ti caloggio, lo calma! Sì, ma come me! Zio! Zio! Ma qui lo faccio come resistere! Per favore! Signor Calogero! Ma chi l'ha portato in centro? Ho fatto parlare il signor Ciccia e ho scoperto tutto. Ho avuto un po' di difficoltà all'inizio a capirla, però poi ho scoperto la verità. Suo nipote, dottor Roberto, si sta facendo Parrino! Ma non ti chiamiamo, non disse la facchina! Io, scemo cefalù, so dire tutte cose di Giuliano. Che ti pare che hai chirurghi? Siete cave, la mia, siete cave, io mi strizzo! Ma le pensioni non sono vedere! Atto dei valori! Mio Dio, attende il doppio! Questo da Parrino, da sì? Si chiama adesso il mio Parrino! C'era questo che fece la chiesa! Calogero, mi deve calcio! Calcio che ha tomato qualcosa! Ma che schifo! Perdono, che schifo! Ma è ormea! Guarda che sta crisi! No, veramente sono una sorte nera. E chi sarà mia figlia Tania? Signore, che viene su quella visita? Non dottore, non mi sta più. Lo sapete che fa? Assolutamente vicinissimo. Si scopre la verità, ma quella di Ardini, Bravo, chi deve cantare? Sì, perdonami. Calogero, per favore, calmati. Calmati. E poi tutto il paese farà una colletta e mi aiuta a fare le parrine. Tranquillo, Roberto, ti aiuteremo noi, che tanto lo sai! Che noi così ce l'abbiamo! Chissà non capisce che si riesce una sacchetta al portafoglio con muoio, sai? Antonio, che mi registi! Dai, perché che sono distinta, dai! No, te l'ho detto che lo stesso vero, chi sei? Basta bene! Dai, basta! Sì, niente, me lascia! Sì, per favore! Per favore! Che figliastro! Per bambini, per 40 anni! No, frate, non possiamo fare altrimenti! non l'abbiamo fatto per cattiveria. Reggisina! Queste cose che ti fanno per cattiveria! Siberia? Cattiveria! Cattiveria!
Quindi mi sto bello favorito. Hai contato questa commedia? Hai contato? Io dovevo fare il dottore Pardino e il dottore Opesciano. La lingua fa niente bebè. Ma poi non ci piglia chi da magari? Ci sta dando pigliato! Questa è stata la commedia che abbiamo dato oggi al pubblico. Complimenti. Grazie. Hai visto? Le bugie hanno sempre le carte dei gamberoni. Come? Ora facciamo un piede e ce ne andiamo a casa. Tutti per quanto siamo. Forza, prego. Forza, sparpagliatevi. Io mi metto la dottorcina. Levate le brave. Io sono un Parrino. Prega per noi. Io mi stavo con un tenda. Mio marito è un vagabundo. Prega per noi. E Orazio è cornuto. E Orazio che abbiamo basate. Prega per noi. Arristavo con un orecchino e le mani vacanti. Prega per noi. E non me lo posso buttare in finanza. Ah, prega per noi. Io sono convinto con gente incinta. Non ci sono incinta. Prega per noi. E finì una pena casetta in campagna. Prega per noi. Arristavo schietta vecchia. E le mando bottigliana. Prega per noi. E stavo senza guardia la figlia. Prega per noi. Complementalo papà. Questa è stata la commedia che abbiamo fatto. Suggeritore, assistente, Mario, Giulio, Loretta, che e vedete il programma fino qui. Dimmi Mario! Sei mesi di dove? Sergio, staccalo video. Come viene? Peccato, vabbè da casa. Signor Calogero, quindi dovremmo risolvere il problema dell'eredità, giusto? Sì, questi soldi devono pure andare a qualcuno, giusto? Quindi deve trovare una persona che è stata sempre accanto a lei negli anni, una persona che si è sempre presa cura di lei, una persona di cui si fida, giusto signor Calogero? Signor Calogero? Che ci sia una cosa facile. Però secondo me se ci pensa un attimo bene ci potrebbe essere qualcuno a cui lasciare tutto. Precisino, io per cada ridotta è stata una figura da seguire. Sì. O che ci disse? I cristiani sanno che pensano ora. Mi capisci? E poi, come se ci vuole levare un donna a un picciotto? Per chi le fa e le ma, desideravano che si faccia il dottore. Ma pensandoci, dottore, o Barbino, sempre bravo a fare. Quindi signor Calogero cosa vuole dire? Sono di qui. Vieni, ma ne trovo, ne sei. Caso io. Ma ne cosa? Sei un vagabondo, ma ne caso. Scusate, me ne vai. Non ne voglio, Sofia. Lasci, Perché sì, non sei non pago per la mia. Vieni in casa. Che succede? Io con le parole non ci vai d'accordo. Ma non è vero che deve essere un parere. Che ne può però secondo me avessero un baleno buono. Che senso che significa? E che sta in mezzo a una mano mia. Ma da scusare. Non voglio che non mi basta. E voglio tutte bene. Significa che abbraccio tutte cose. Oh, ma tutte cose! Precisina!
sorteggio, facciamo ancora un grande applauso agli interpreti che sono andati in scena, al regista e a tutti coloro che hanno partecipato attivamente per la buona riuscita dell'evento teatrale. I miei migliori complimenti per la bellissima prestazione. Passiamo ora alle presentazioni. All'accoglienza Giulia Truncali, Marianna e Gianfilippo Geraldi. Assistenti di scena Yolanda Modica, Giusy Buttafuoco, Mario Turturici, Pino Pumilia, Carmelo Carrisi e Tiziana Marsala. Scenografia a cura di Silvia Augello. Acconciatura e trucco Francesca Cusumano ed Elisa Trapani. Alla regia Francesco Trapani, Alessandro Parlapiano e Giulia Marciante. Passiamo ora alla presentazione dei personaggi. Ciccia, Antonella Colletti. Camilla, Corinne Ribecca. Anna, Pamela Conticello. Tania, Alessia Cattano. Carla, Rosa Maria Campo. Precisina, Giulia Marciante. Calogero, Domenico Cusumano. Paolina, Rosalia Puccio. Angelina, Ilenia Raia. Concetta, Valeria Nocilla. Orazio, Luciano Monte. Mela, Roberta Truncali. Nino, Francesco Trapani. Roberto, Alessandro Parlapiano. Innanzitutto grazie a tutti per essere venuti stasera, spero che vi avete passato una bella serata in nostra compagnia e che vi siete divertiti. Prima di tutto ringraziamo Giusy per essere stata la nostra madrina della serata, grazie Giusy per l'aiuto e la disponibilità che ci ha concesso. Da tutta la compagnia un grazie di vero cuore. Grazie Giusy! Passiamo ai ringraziamenti. Allora, l'amministrazione comunale, nella figura del sindaco, segreto, degli assessori Sala, Augello, Zito e Marsala, di tutta la giunta, grazie mille. La Provoco, di Caltabellotta, nella figura del presidente Pino Tortorici e di tutti i ragazzi che sono fantastici, ci hanno dato una grande mano a livello burocratico, una grande mano in tutto e per tutto, grazie alla Provoco. Il comitato della festa del ringraziamento per averci sponsorizzato ed aiutato tantissimo, grazie alla signora Iana e a tutto il comitato. Tutto l'istituto Roncalli, il preside Ferrantelli, la vicepresidente Montalbano, tutti i professori e tutto il personale, nella fattispecie il signor Tornetta che ci ha tanto aiutato. Grazie signore. Don Antonio Corta e le suore Sor Rosa e Sor Monica per averci concesso i locali in San Lorenzo e ci hanno sopportato per 6 mesi di prove, grazie mille. Paolo Vetrano, l'associazione Gratars che si è messa a disposizione, poi Franco Bono nella sua parruccheria perché ci ha offerto il premio, ora ci sarà un sorteggio, ci ha offerto lui il premio, dopo ne parleremo, grazie a Franco Bono e a Luca Campa che è il nostro manager. Poi abbiamo gli Altimura, Lorenzo, Giulio e tutto il gruppo degli Altimura sono stati grandiosi, ci hanno
amplificato il tutto, il microfono e tutto, e anche grazie al dottor Paolo Scarpinati perché ci ha concesso tutta l'attrezzatura, grazie a Paolo Scarpinati, grazie mille. E poi tutte le persone che ci hanno dato una mano, Pino Pumiglia, Mario Turigi, Carmelo Petroladrisi, Marco Benfano, Luca Campa, Gino Giannone, il mio aiuto, Gianfilippo, sono stati indispensabili tutti, soprattutto mi sopportare giorni e giorni di prove delle ragazze. Ringraziamo anche Mario Bruzzo, Luciano Monte, Giuseppe Oggello, Lucio Grisati, Aldo Trapano, Giulia, Marianna, la redazione dell'Ullo Cittadino di Cartabellotto Web, e poi mi sa che abbiamo dato. Abbiamo dato? Ok, grazie mille. Ora passiamo al sorteggio. Al sorteggio abbiamo due premi. Un buono di 50 euro da Franco Bono Style a Sciacca. No, perché non è buono. Franco Bono 50 euro, un buono di 50 euro da Franco Bono Style e 30 euro di spesa spendibile a Cartabellotto in qualsiasi alimentare, quindi 30 euro in qualsiasi alimentare di spesa. Buono. Se abbiamo qualche bambino che vuole prendere un biglietto, salve. Facciamo prima il primo premio. Che dici tu? Diamoci una bella seminata, una scotolata. Ok. Primo premio numero 1. Ok. Serie 27, Rita Zito, 27C, Rita Zito. Ah, ok, Rita Zito. Allora, complimenti, può andarsene dal parrucchiere, gratis.